Buongiorno a tutti carissimi amici friscalettari di tutto il mozzufolonari, ma soprattutto friscalettari per il friscaletto siciliano, eccolo qua, sempre quello lì, vedete? Vi avevo fatto l'altra volta sentire la prima parte della famosa tarantella chiamata la messinese, quella che fa... Questa è la prima parte, poi vi dirò un qualcosa. Su questa prima parte volevo dirvi, quando fate il si bemolle, quando fa... Questo si bemolle in questo friscaletto del mezzo pinzone, ma in molti può risultare crescente, non so se, ripeto, non voglio tediarvi, però era un consiglio. Quindi soffiate piano, perché se soffiate un po' di più nel si bemolle diventa quasi un si naturale. Quindi io ad esempio per comodità da musicista, perché mi dà fastidio alle orecchie, il si bemolle lo prendo con le due dita così, quindi non così, ma così, perché è più intonato per me. Però per non rovinarvi la vita, all'inizio prendetelo così. Soffiate un po' di meno e sarà più bemolle, non più un si naturale. Ora vi faccio ascoltare invece la seconda parte che fa, ripeto, la ripeto ancora. Da notare che il si bemolle prendetelo sempre così all'inizio. Perché col si bemolle invece come faccio io? Da dire che c'è il do diesis, poi richiedetemi la partitura, iscrivetevi sempre al mio canale e richiedetemi la partitura, io ve la mando gratuita via mail, via WhatsApp, come volete voi. C'è un do diesis che si prende in questo caso così, quando io faccio... Ripeto, andate su YouTube, nelle impostazioni, nella velocità, mettete la velocità al minimo, così vedete bene il movimento delle dita e la imparate bene. La potete anche imparare ad orecchio, perché molti fiscalettari, i pastori, non sapevano la musica, quindi potete anche impararla ad orecchio guardando le mie dita, ma soprattutto magari cominciando dalle prime note, poi le posizioni ve le trovate anche voi. Vi ripeto, per i veri musicisti, per chi dà fastidio, ma magari chi inizia non sente tanto i suoni, il si bemolle potete prenderlo così, perché di solito si bemolle è così e si naturale è così. Però capita che in questo fiscaletto, ma in tanti altri, la maggior parte può calare o può crescere, quindi può essere più basso che invece più alto il suono. In questo caso io vi consiglio di prendere questo per studio, magari ci soffiate un po' di meno, tanto voi non ve ne accorgete. Poi faremo la terza
parte, quella fa... Vedo. Poi per la prossimo appuntamento col friscaletto siciliano vedremo quella parte lì. Quindi vi raccomando la tarantella messinese, tarantella siciliana detta anche messinese, iscrivetevi al canale e per chi di voi desiderasse la partitura alla parte, io se mi date il cellulare, la mail, ve la mando gratuita, ve la mando con tutte le note scritte allo spartito. Ciao ragazzi, ci vediamo poi per la terza e quarta parte. Per quanto riguarda chi di voi volesse acquistare il friscaletto, troverete nelle indicazioni anche il numero del maestro Enzo Pinzone con cui potete mettervi in contatto, ma c'è anche il mio numero di telefono. Eventualmente se non trovate Pinzone chiamate me e così vi possiamo mettere in contatto per far avere il famosissimo, bellissimo friscaletto siciliano. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, un abbraccio a tutti i friscalettari e viva il friscaletto siciliano del mondo. Ciao!